Speriamo che pian piano il tutto possa aiutare la gente ad avere più fiducia, a ricominciare a muoversi, a vivere il bar, i locali in maniera più serena, in maniera tale che anche noi possiamo cominciare a lavorare di più, ovviamente, e con più serenità. Un po' più di respiro finalmente. Fino alle 23 la gente sarà un po' più tranquilla. Lo slittamento in avanti di un'ora del coprifuoco dalle 22 alle 23 regala un po' più di tranquillità, questi gli auspici ad avventori e gestori dei locali di Vicenza, che da tempo attendevano un intervento sulla misura del coprifuoco, in primis i ristoratori. Aiuta molto anche i clienti, sono molto più sereni a uscire la sera con una limitazione di orario meno impattante anche sul loro rientro a casa, quindi sono più sereni a uscire nei ristoranti. Un graduale passo verso una normalizzazione della vita sociale dei vicentini, anche se l'attesa ora è rivolta già al 7 giugno, con il possibile passaggio del Veneto in fascia bianca, con ulteriore slittamento o sospensione del coprifuoco e la possibilità di tornare a consumare all'interno dei locali. Fondamentale perché appunto in caso di maltempo ci permetterebbe di lavorare ugualmente in modo agevole. Penso che questa cosa cambierà nel momento che ritorneremo in zona bianca, dove essendoci comunque 2-3 ore in più per stare fuori e il caldo che avanza, la gente comincerà a uscire più tardi. Nel frattempo si lotta anche con il maltempo che sembra non dare tregua e ci si attrezza con luci riscaldanti, ombrelloni per riparare il cliente. L'importante è continuare a lavorare, e anche chi ha aperto nel pieno delle difficoltà, oggi la domanda se si è pentito risponde così. Ho fatto una settimana in giallo e poi tutta a sporto e non mi sono assolutamente pentita, ovvio che le difficoltà sono molte, però sono fiduciosa e diciamo che sarà tutto in discesa poi, o almeno si spera.